iniziamo la celebrazione con il canto 148. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Insieme. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. O Dio, tu conosci la mia stoltezza, i miei errori non ti sono nascosti. Signore, rispondimi, il tuo amore è bontà, volgiti a me nel tuo affetto. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Non nascondere la faccia al tuo servo, nella mia angoscia rispondimi, fa presto. Avvicinati, redimi la mia anima, a causa dei miei nemici riscattami. È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Prima domenica di Quaresima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo tempo di grazia e di conversione, chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati e la grazia di compiere con frutto il cammino verso la Pasqua. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Cristo eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo di grazia sia luce e guida verso la vera conversione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi.
Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio. Nel diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi. Per tutte future pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne. Non ci sarà per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. I sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio, da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva:
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Parola del Signore. Il tempo della Quaresima è chiamato segno sacramentale della nostra conversione. Auguriamoci che sia veramente così. I giorni che viviamo dopo le ceneri e i riti che in essi celebriamo sono richiamo e manifestazione del nostro impegno a rivedere la vita e a giudicarla secondo le esigenze del Vangelo. A questo siamo chiamati. La promessa è proclamata dal Salmo 90, che ci ha introdotto alla celebrazione eucaristica. Cosa dice Dio? La creatura mi invocherà e io, il suo Signore, la esaudirò. Gli darò salvezza e gloria e lo sazierò con una lunga vita, la vita eterna dopo l'esistenza umana. Dopo l'atto penitenziale in cui abbiamo invocato il perdono e la grazia salvifica, la liturgia ci ha proposto la preghiera dell'anno B, che vogliamo riascoltarla. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nel tempo la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola, perché in questo tempo che tu ci offri si compie in noi la vera conversione, che è la vera amicizia con Dio, attraverso l'elemosina, la preghiera, il digiuno e le opere di carità. La parola di Dio della prima domenica di Quaresima ci ha raccontato del diluvio che ha distrutto e purificato, e solo dopo l'uomo e gli animali sono usciti dall'arca, salvi. Dopo il diluvio Dio ritorna a beneficare l'umanità nuova con la quale ristabilisce la sua alleanza e la grazia della sua comunione e quel segno dell'arcobaleno sulle nubi, ed esso sarà il segno della nuova alleanza tra Dio e l'universo. Non ci saranno più le acque del diluvio per distruggere ogni essere vivente, l'uomo e con tutti gli animali usciti dall'arca. Il Salmo responsoriale invoca Dio di fare conoscere all'uomo le sue vie, di insegnargli i suoi sentieri, di guidarlo nella verità per ottenere la salvezza eterna. Il brano della prima lettera di San Pietro esprime l'intervento del Figlio di Dio morto per i peccati, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito. Noè salvato dall'arca sulle acque, l'Apostolo vede nell'arca l'immagine del battesimo, dal quale noi siamo stati salvati, sempre a condizione che viviamo nella fedeltà ai comandamenti e all'annunzio evangelico, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è salito al cielo, siede alla destra di Dio, dopo aver ottenuto la sovranità sugli angeli e sugli uomini. Il Vangelo ci ha parlato di Gesù, provato dalla tentazione di Satana, ma che non vi soccombe, non vi cade nella tentazione. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, la Quaresima dei 40 giorni prima della Pasqua di Risurrezione da parte di Gesù e da parte dei figli della Chiesa, invitati con l'imposizione delle ceneri, di ricordarci due grandi verità: siamo polvere e in polvere ritorneremo. In secondo luogo,
dobbiamo convertirci credendo e vivendo il Vangelo, la parola che ci ha dato Gesù e che la Chiesa, nostra madre, custodisce e ci ricorda giorno dopo giorno, domenica dopo domenica. Proclamiamo e viviamo le verità della nostra fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, Maria fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nella pace del Cristo vittorioso sulle forze del male e sul peccato, ci rivolgiamo con fiducia al Padre della grazia. Chiediamo insieme: guidaci Padre con il tuo Spirito. Guidaci Padre con il tuo Spirito. Per la Chiesa, popolo di Dio in cammino nel deserto di questo tempo, chiamato a testimoniare fra le prove della vita la speranza della gioia pasquale, noi ti preghiamo. Guidaci Padre con il tuo Spirito. Per quanti hanno responsabilità di governo, per i popoli oppressi dalla miseria e dai regimi dittatoriali, per i paesi che non vedono riconosciuti i loro diritti, noi ti preghiamo. Guidaci Padre col tuo Spirito. Per i catecumeni che si preparano a ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia, e per quanti, mossi dalla grazia, iniziano un sincero cammino di conversione, noi ti preghiamo. Guidaci Padre con il tuo Spirito. Per i carcerati, per quanti vivono situazioni di disagio interiore e faticano a riconciliarsi con le ferite della loro storia, noi ti preghiamo. Per noi e per tutti i cristiani chiamati a vivere e a testimoniare con gioia il mistero pasquale di Gesù Cristo, noi ti preghiamo. Guidaci Padre con il tuo Spirito, Padre della vita, che a ogni uomo e donna provati nella tentazione non fai mancare il sostegno del tuo Spirito, donaci la forza di perseverare per rimanere nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, o Signore, la nostra vita col tuo aiuto, si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere sempre grazie e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché, celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale, possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per tutti noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio sangue
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La pace è un bene meraviglioso, preghiamo perché tutti gli uomini possano beneficiare di una vita serena, senza paure e senza morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli e sorelle con la sua croce, ci scambiamo il dono della pace. La pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, e fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sono salvato. Canto numero 483. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo, che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza la carità. Insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Avvisi. Continua per tutto il periodo della Quaresima la Via Crucis in santuario ogni venerdì alle ore 18. Non so se alla porta della chiesa ci sono gli scout di Gemona che offrono torte per il loro autofinanziamento. Aiutiamoli. L'invito per questo periodo di trovare uno spazio di tempo per la riflessione, la preghiera personale e le opere di carità. Orazione sul popolo. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia donata la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace. Il numero 262. Lodate Maria, o lingue fedeli, risuoni nei cieli la vostra